Guarda. Coach Lino Nardo, innanzitutto benvenuto a Udine, quali sono le tue sensazioni? Le sensazioni sono queste, ho già la sciarpa. No, le sensazioni sono buone, chiaramente vengo molto motivato, tanta gente mi dice sei sceso di categoria, per me questo è invece è un mettermi in discussione, ma mettermi in discussione in una società che ha ambizione, una società che ho toccato con mano, potrebbe stare a livello organizzativo e di solidità in serie superiore. Chiaramente ce la dovremo guadagnare, perciò ci sarà tutto il mio massimo impegno, anche perché vengo in una piazza che io conosco molto bene, sono venuto tante volte da avversario sia come giocatore che come allenatore, perciò una piazza che molto tempo fa pensavo che potesse magari diventare un mio punto di arrivo ed è arrivata magari un po' in ritardo, perciò niente, sono contento e sicuramente ci sarà la promessa di impegnarmi al massimo per dare il meglio per questa società. Ecco, forse è un po' presto adesso per parlare di qualche giocatore, qualche nome si è fatto durante la conferenza stampa, però quello che la gente vuole sapere è che squadra sarà la più GSA targata Lino Nardo. Sì, ci piacerebbe fare una squadra equilibrata, completa in tutti i ruoli, perché insomma la mia filosofia è quella che tutti i giocatori devono essere importanti e tutti i giocatori dovranno dare il proprio contributo per il bene della squadra. Oggi abbiamo qualche nome, abbiamo l'idea comunque di fare una squadra importante, una squadra forte dove tutti quelli che giocheranno saranno giocatori sicuramente di buonissimo livello, però prima ancora di pensare ai ruoli, l'ho detto molte volte, lo ripeto, dobbiamo pensare a delle persone che sposano appieno il nostro progetto, perciò vorremmo giocatori che, e con alcuni ho già parlato, che siano al 100% convinti della proposta che facciamo loro, perché quest'anno noi abbiamo bisogno di giocatori di questo genere, di giocatori che vengano qua non solamente giustamente per il proprio lavoro, per il proprio contratto, ma che entrino anche un po' nella pelle della società. Questa cosa qui dovrà essere da parte mia, da parte dello staff, ma farlo capire ai giocatori. Perciò oggi abbiamo un po' di nomi nella nostra lista, però ancora prima vogliamo sapere se sono motivati a venire da noi. Ultima battuta, mi ha colpito la tua frase: società, squadra, tifosi dovranno fare fronte comune, dovranno essere un tutt'uno, bisognerà andare nella stessa direzione insieme. Sì, lo credo fermamente, dobbiamo essere bravi anche noi, squadra, a coinvolgere tutti, col nostro entusiasmo, col nostro spirito di sacrificio, con far vedere alla gente che diamo il 100%, però coinvolgere tutti, dai tifosi alla società, si vince insieme e questo è importante, ci credo. Io dovunque sono andato ho cercato di creare questo tipo di clima, di mentalità, credo che qua ci siano tutti i presupposti per farlo, anche perché mi sembra che la piazza ha fame, la società è ambiziosa e noi abbiamo voglia, perciò ci sono tutti i presupposti per far bene. Chiaro, poi sarà il campo sempre che darà sempre l'esito finale, ma quello che ho detto è che non dobbiamo aver fretta, dobbiamo costruire dalla squadra alla mentalità di gioco e anche la mentalità intorno alla squadra, perciò tutti insieme ci dovremo impegnare a dare il massimo, però anche con serenità. Io pretendo molto da tutti, però dobbiamo anche essere sereni e anche sorridere e cercare di impegnarci al massimo.